Ben ritrovati dalla redazione. Quella di ieri è stata una mattinata decisamente difficile, come anticipato dalle previsioni meteo e dall'allerta della protezione civile regionale, dal maltempo nel Triestino e nell'Isontino. Quello di Trieste, le raffiche di Bora hanno superato i 100 km all'ora, il territorio dove si sono registrate la maggior parte delle richieste e conseguente numero di interventi di soccorso. I vigili del fuoco del comando Giuliano, dove per sopperire alle richieste di soccorso in arrivo sono state trattenute in servizio una decina di unità operative smontanti dal turno notturno, è stato il comando della regione che ha maggiormente operato per il maltempo e sono stati oltre 50 gli interventi di soccorso, la maggior parte per alberi caduti o pericolanti, svolti tra le 8 e le 18. È stato attivato anche il protocollo operativo tra i vigili del fuoco e i comuni di Trieste e Muggia, con una ventina di richieste di soccorso assegnate dalla sala operativa alle squadre di protezione civile dei due comuni. La Polizia di Stato di Udine, insieme ai carabinieri, alla polizia locale, alle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha intensificato anche nell'ultima settimana i controlli nelle zone più sensibili del centro cittadino, in particolare nell'area di Borgo Stazione, Piazzetta del Pozzo e Viale Ungheria, spesso segnalate per episodi di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel solo pomeriggio di sabato sono state identificate quasi 180 persone e sottoposti a verifica diversi locali pubblici già noti alle forze dell'ordine. In alcuni di questi la squadra amministrativa della polizia locale ha riscontrato violazioni alle norme comunali e regionali, mentre tra gli avventori sono state identificate persone con precedenti penali e di polizia. La polizia gli intima di fermarsi per effettuare un controllo, ma lui, a bordo di uno scooter, si dà alla fuga. È successo in zona Largo Sonnino, all'altezza della radice di Viale D'Annunzio a Trieste. Una volante della Polizia di Stato che stava effettuando dei controlli ha intimato a un motociclista di fermarsi. Un giovane italiano minorenne invece è fuggito a bordo dello scooter, risultato rubato, dandosi alla fuga per diversi chilometri lungo le strade cittadine. L'inseguimento si è svolto da Viale D'Annunzio per poi proseguire verso Valmaura e ritornare in direzione del centro lungo le rive. Poco dopo Piazza Venezia il giovane è caduto dallo scooter e ha proseguito la sua fuga a piedi dalle rive in direzione di Piazza Hortis, dove i poliziotti lo hanno immobilizzato con l'ausilio del taser. Sport calcio, la Triestina ha comunicato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che guiderà l'Unione, che intanto anche ieri ha guadagnato un punto in campionato che gli permette di risalire dalla disastrosa situazione in classifica, pareggiando a Novara per 0-0. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, con maggiore presenza di sole nelle ore centrali, cielo variabile sulle zone alpine più interne, in quota sulla zona montana potrà soffiare vento da nord o nord-ovest moderato. Temperature minime in pianura fra 6 e 9, sulla costa fra 7 e 10 gradi, massime in pianura fra 18 e 21 e sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.